Consigliera Zuncheddu, l'hanno convinta le motivazioni del ministro Tremonti anche a proposito di Equitalia? Ha sentito cosa ha detto? Ma forse la mia riforma andava bene, c'è l'inasprimento, allora andava bene, ma adesso c'è la crisi, bisognerebbe rivederla. Ma io credo davvero che fosse inascoltabile il ministro, inascoltabile. A parte il fatto che era a casa nostra, per cui come minimo avrebbe dovuto avere un occhio di riguardo molto più ravvicinato rispetto alle nostre problematiche. Quando ha dichiarato, ho preso anche l'appunto, bilanci pubblici in Sardegna non sono scassati come in altri luoghi. Quando noi parliamo di bilanci, io amerei molto che al buon bilancio corrispondesse anche una buona qualità della vita della gente. Ma qui in Sardegna questo non sta avvenendo, per cui noi siamo sempre più piegati da una crisi davvero irrimediabile, anche perché noi stiamo pagando la crisi italiana. E non ha fatto un minimo di cenno al problema della vertenza delle entrate, come se questo non esistesse. Io penso proprio che sarebbe dovuto essere molto più concreto e cercare di toccare quelli che sono anche i grossissimi conflitti che giorno dopo giorno si stanno inasprendo fra la regione autonoma della Sardegna e questo Dunque Stato non l'ha italiano. convinta. Professor Mo.